Allora, il posto è largo, la macchina è piccola, a meno che non vai nell'altro paese per fare la retromarcia. Vabbè, però dai, vabbè, dettagli, di là ha già parcheggiato il tipo, eh. Vai, 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 puoi farcela. Ci sta lo yacht di Briatore in quel bu, ma sei già sul marciapiede. Cioè, ma con tutto quello spazio, perché devi andare sotto sterzo subito? Vai, riproviamo di nuovo, anche se già riprovare in uno spazio così, cioè, è da mente insalubre. Però va bene, dai, riproviamo. Adesso scommetto che andrai lungo, perché o vai strettissimo, oppure controsterzi addosso all'altra macchina. Una via di mezzo non c'è, adesso ti complichi un po' la vita, sterzi il volante a caso, c'è quello dietro che poverino tra un po' scende dalla macchina e io fossi un passante non lo fermerei neanche, gli farei fare quello che vuole e tu riprovi un'altra volta e nonostante potresti controsterzare adesso e parcheggiarti alla perfezione, no, sei di nuovo sul marciapiede un'altra volta. E allora cosa facciamo? Riusciamo di nuovo per l'ennesima volta, però quello dietro si è scocciato e non deve parcheggiare lì, lui dovrebbe andare in un posto che è a 7 km da lì, ma preferisce farsela a piedi perché così ti occupa il posto e tu non ci pensi più. È inutile che scendi e gli dici no, qua c'ero io settimana scorsa, eh?